Vogliamo costruire dal basso quello che sarà la programmazione futura di questi territori che hanno una straordinaria visibilità con questa vetrina delle Olimpiadi 2026 che certamente porterà anche maggiori presenze, maggiori flussi turistici, ma è giusto che partendo dai territori con una regia e un coordinamento della regione ci sia una dimensione di quello che sarà la costruzione del futuro, cioè come saranno i futuri posti letto, i servizi, gli adeguamenti viabilistici stradali, i collegamenti. Approfitteremo poi di questo evento straordinario per creare questo asse tra Milano, Lario e Valtellina Valchiavenna che è importantissimo. Ci sarà un interscambio dei flussi turistici, sappiamo tutti che dopo Expo Milano è diventata una città turistica, ma i turisti a Milano si fermano 2 o 3 giorni e gli altri giorni potrebbero certamente andare sul lago o andare nelle montagne della Lombardia come ad esempio la Valtellina. Questi incontri che arriveranno alla loro conclusione proprio a Milano, dove porteremo i sindaci di tutti i territori che abbiamo toccato su Milano, servono anche a creare un collegamento non solo fisico ma anche culturale, sociologico tra Milano, quindi la grande città della Lombardia, e i territori di montagna e di lago della Lombardia stessa. A febbraio, alla chiusura delle Olimpiadi di Pechino, le Olimpiadi invernali di Pechino, verrà consegnata la bandiera e quindi sarà ufficialmente investita Milano Cortina 26, sarà la prossima edizione dei Giochi, quindi c'è tanto da fare e c'è la voglia di far capire cosa vuol dire ospitare i Giochi. Bisogna formare un comitato che organizzerà i giochi, ma non solamente i giochi olimpici, anche tutte le altre manifestazioni di alto livello e credo che il fatto di coinvolgere tanti volontari, tante persone, tante nuove attività sarà un valore aggiunto per gli eventi che verranno nel post Olimpiadi.